non si parla di incentivo alle imprese. Poi fra l'altro non dimentichiamoci che in questi ultimi mesi, l'ho detto anche, ho fatto anche un appello pubblico a Salvini di ascoltare i poveri imprenditori, delle imprese non se ne è parlato proprio, cioè si parla di navi diciotti di qua e di là, però le imprese queste sconosciute. È alquanto singolare, io adesso ho sentito l'elencazione del libro dei sogni, perché alle volte quando sento parlare gli esponenti del Movimento 5 Stelle mi sembra di parlare con non persone che vivono su questa terra, ma direttamente con i marziani, che vivono di teorie, ma che poi non riescono a tradurre in pratica le loro teorie. Partono da un presupposto in base al quale per dare una mano a coloro che non hanno un lavoro bisogna dare una paghetta di Stato a tempo determinato, a delle condizioni alle volte assolutamente proibitive, la paghetta di Stato per aiutare le persone in difficoltà che non hanno un lavoro. Noi partiamo dal presupposto che a coloro che non hanno un lavoro bisogna dare un lavoro, non dare la paghetta di Stato. Bisogna dare un lavoro perché il lavoro non è solo uno stipendio, il lavoro è dignità. E non credo sia dignitoso che i giovani in particolar modo vedano garantita questa paghetta non avendo nessun incentivo per andare a cercarsi da lavorare. Io capisco che in alcune regioni d'Italia questo venga visto in maniera molto positiva, però mi sia che i 5 Stelle, soprattutto al Sud Italia, hanno fatto man bassa di consensi proprio promettendo questa paghetta di Stato a moltissime persone. In realtà partono da un presupposto che è questo, che è quello di riuscire a utilizzare questi 10 miliardi, che poi non sono più 10 miliardi, ma sono diventati meno di 7, con una platea ancora maggiore di persone, e chi adesso si aspetta di avere 780 euro senza lavorare si renderà conto che non sono 780 euro, ma saranno molti meno. È vero che Renzi con le europee del 2014 è riuscito ad arrivare al 40,8% con 80 euro, quindi pensiamo, se questi qua non sono 780 ma se saranno 120-130, già è molto di più rispetto a quello che si è comprato Renzi con gli 80 euro. Il problema grossissimo è questo: noi siamo invece dell'avviso che per riuscire veramente a risollevare le sorti del Paese bisogna puntare in maniera determinata sulle imprese, cioè su coloro che creano ricchezza, su coloro che creano occupazione, e in questo modo riusciamo a dare un impulso diverso al Paese.